Allenamento di rifinitura questa mattina al Brucoleri, dove domani Castrum Favara ospita la nuova Igea Virtus, una nuova importante gara, un nuovo scontro diretto. Mister Infantino, è inutile che ci giriamo attorno, tutti vogliamo la vittoria. Buongiorno a tutti. Io credo che noi vogliamo a tutti i costi la vittoria, per dedicarla a tutti quelli che ci stimano, a tutti quelli che stanno soffrendo con noi. Credo che è una partita decisiva per il nostro futuro, contro una squadra che è stata costruita per un altro obiettivo, sicuramente con giocatori esperti, giocatori fisici, però in questo momento non possiamo guardare l'avversario ma guardare noi stessi e cercare di fare tutto quello che serve per vincere questa partita. E appunto, quale sarà il segreto per ottenere 3 punti? Segreti non ce ne sono, sicuramente dobbiamo dare tutto quello che abbiamo. Io dico tra virgolette, il disperato certe volte esce energie che manco pensava di possedere. Credo che in questo momento la situazione è quella e dobbiamo fare di più. Domenica è vero, siamo usciti a testa alta, però se non abbiamo vinto significa che qualcosa è mancato e dobbiamo dare di più e dobbiamo fare di più per cercare la vittoria a tutti i costi. Forse bisogna osare di più in attacco? Osare, abbiamo avuto le nostre possibilità e sicuramente dobbiamo essere più decisi, dobbiamo essere più cinici, dobbiamo sicuramente creare ancora di più per cercare la vittoria, questo non ci sono dubbi. Domani rientra qualcuno importante? Sandro è un uomo importante, al di là di scendere o non scendere in campo, è un uomo di spogliatoio, un uomo di esperienza, un giocatore che ha sulle qualità tecniche e morali altissime, però io credo che domenica, anche al di là dell'assenza di Sandro, chi ha giocato ha fatto una partita importante. Sicuramente abbiamo un'arma in più che per noi può essere anche decisiva. Nel recupero di mercoledì scorso i nostri avversari hanno perso. Che importanza può avere questo risultato per la partita di domani? Ma nulla, io credo che magari verranno un po' più incazzate tra virgolette, perché vengono da 2 sconfitte immeritate, perché io ho visto anche la partita di mercoledì, hanno fatto una partita importante, però in questo momento quando vai sotto i primi minuti poi la gara si mette in un certo modo e sicuramente sono stati in difficoltà, però il secondo tempo hanno fatto una grandissima partita, secondo me meritavano anche un pari. Domani noi siamo in campo, ritorna il grande pubblico come è stato domenica scorsa, insomma sembra che ci siano tutte le prerogative per avviarci a questo finale di campionato come in realtà Castrum Favara lo ha fatto con grande determinazione. Sì, sicuramente sì, le chiacchiere non servono, sicuramente l'unico ringraziamento che possiamo dare alla nostra gente è quello di dedicargli i 3 punti. Oggi si può dire qualsiasi cosa, però l'unico fine, l'unico pensiero nostro è quello di dedicargli i 3 punti che per noi sono importantissimi. Sì, è una partita molto importante per noi, per la vittoria. Affrontiamo una squadra molto organizzata e forte, ma noi domani dobbiamo farci trovare pronti e affrontare questa gara nel migliore dei modi, con la giusta concentrazione e con la cattiveria agonistica giusta. Tu conosci la nuova Igea Virtus? Sì, sono stato 1 anno e mezzo là, conosco tutto l'ambiente, tutta la società, alcuni ragazzi, sì, li conosco. Stamattina l'ultimo allenamento di rifinitura per prepararsi al meglio per l'incontro di domani. Sì, stamattina ci siamo allenati, ho visto una grande squadra affamata e stiamo pronti per domani. Siete concentrati? Concentratissimi. Ci sarà anche il pubblico che vi segue normalmente con il ritorno, come è successo domenica scorsa, dei ragazzi della Curva Nord? Sì, abbiamo un uomo in più questa domenica come la domenica scorsa, che per noi è molto importante, che ci inciteranno per tutta la partita e sono molto importanti per noi.